Allora siamo qua alla fiera di Mazzorno Destro con Nicole Fraulini che ci spiega un pochino cosa state facendo, chi c'è. Tanto il gruppo giovani che distribuiscono il bere. Il bere, sì, abbiamo gli addetti al bere, i giovani camerieri che ci aiutano a servire il cibo. Guarda quanta fila che Sì, c'è. Questo è un bel colpo d'occhio. Buongiorno a tutti. Buongiorno, anzi buonasera. Facciamo un giro? Sì, facciamo un giro. Allora, innanzitutto, salve a tutti. Salve. Allora, quest'anno avete fatto anche cose di gran lusso con i tavoli rotondi. Sì. Bravi. Sì. Abbiamo la nostra bacheca anche per chi volesse fare una foto in compagnia. Bravo. Ma la saluto anche una mia classe, ciao. Qua siamo davanti a una... Ci puoi trovare un posto? A un'autorità musicale. Ciao Jimmy. Ciao Maggi. Jimmy Bonato. Saluto a Sono in intervista. Ciao Jimmy, grazie. Allora Nicola, guardiamo, facciamo vedere un po' di tuoi amici, di persone che sono qua. Salutiamo tutti. Ciao. Oh, e la Carmela e il grande Gianni, ciao. Buon appetito. Gianni uno. Signori. Ciao. Allora Nicola, che dire? Intanto vi facciamo i complimenti. Grazie. Io posso andare nella sala dove fanno gli spettacoli che vado a trovare il mio amico Leandro Tessarin, che si chiama come me, e poi Elvis e Le Chiare che sono straordinari. Certo. E tra le cose straordinarie volevo dire che domenica poi c'è anche È l'amico Fiorigi. un altro mio amico Fiorigi che fa la corrida. Sì. Io voglio farvi veramente i complimenti perché organizzare queste cose qua in paesi piccoli e soprattutto coinvolgere decine di persone, giovani, non giovani, trasversale, brava. Posso dire un'ultima cosa che è un piccolo segreto? Dai. Allora, Nicole, vi faccio vedere solo un po' perché non voleva farsi di me. Beh, lei è in 8 mesi, quindi gli facciamo anche gli auguri. Grazie. Che tutto vada bene. Ciò nonostante è qua a fare la sagra. Grazie Nicole, complimenti ancora. Vado a trovare Elvis e Le Chiare. Ciao. Allora, ricordiamo che oggi è venerdì 7, la sagra, e nella sagra devo naturalmente prendere Elvis e Le Chiare. Grande Elvis. Elvis, prima di salutarti, voglio far vedere il gran patron Leandro Tessarin, che si chiama tra l'altro come me. Faccio la quota esperienza questa, è la quota esperienza. E la quota artistica anche. Jimmy l'ho già fatto vedere. Allora, intanto avete fatto una stagione straordinaria. Mancano le donne che poi arriveranno. Guarda, se noi ci andiamo assieme, intanto che parlo. Dai, andiamo. Ci proviamo. In diretta da Mazzorno, andiamo. Ciao Leandro! Allora, come ogni anno è una tradizione, però insomma stagione positiva, siamo stati fortunati a non trovare troppo maltempo, visto che c'è stato anche del maltempo, però il caldo è tanto, quindi bisogna sopportare un po' di caldo, però lo facciamo perché abbiamo trovato sagre le amiamo dal cuore, eccole qua. Allora, le due Chiare, Chiara 1 e Chiara 2, il microfono qua, e Chiaro 3. Senti, va col microfono qua, saluto a tutti. Un saluto a tutti gli amici che ci stanno Leandro, in questo momento. Maggi. Però, caspita ragazzi, io vi faccio i complimenti, innanzitutto alla mamma, che lei è irriducibile, straordinaria, è come Duracell. Lei sì, la va in onda. Sempre che quando sono sul palco è come braccio di ferro quando prende gli spinaci. Come braccio di ferro. Passa tutto. No, dai, è una gioia. E poi c'è Chiara 2 o Chiara 1, come volete voi. Stasera gioca in casa. Stasera gioca in casa. Di Mazzorno Destro. Io non lo sapevo. Proprio qua sono nata. Allora, grazie a tutti, grazie. Complimenti a Chiara e il colpo d'occhio di questa bella fiera. Viva le sagre, viva Mazzorno!